Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un vasto incendio si è verificato vicino all'ospedale Cannizzaro, precisamente in viale Angelo Vassa 33. Coinvolto un appartamento dove il rogo ha purtroppo fatto registrare una vittima. I vigili del fuoco hanno infatti ritrovato il corpo carbonizzato di una persona all'interno dell'abitazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alle dinamiche di quanto successo nel primo pomeriggio. Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ha incontrato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, approfittandone per chiedere un risarcimento per danni morali in favore dell'isola che amministra. Il primo cittadino dell'isola in provincia di Agrigento è arrivato nel comune agrigentino per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, a cui ha partecipato anche il capo della polizia Lamberto Giannini. È stato messo nero su bianco sull'accordo per la cessione della raffineria Lukoil di Priolo a Goi Energy. Lo comunica in una nota Goi Energy annunciando di aver raggiunto con l'Itasco, controllata al 100% da Lukoil, l'accordo per l'acquisizione dell'impianto ISAB. Il closing dell'operazione, atteso da entrambe le parti, è previsto entro la fine di marzo 2023. Nella giornata di domani, martedì 10 gennaio, in Sicilia continuano le previsioni di maltempo. Dopo diverse settimane di bel tempo arriva il clima invernale per l'isola. Le piogge si presenteranno sparse su tutto il territorio siciliano. Le temperature delle varie province sono in diminuzione, con le province di Catania e Siracusa che faranno registrare picchi massimi di 16 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.